Allora, non inizia bene. È un 4 stelle, ok, ma non è un 4 stelle. Cioè, io ve lo dico, non vi dico dove siamo, forse lo vedrete. Ne importa. Abbiamo il mini golf, il mare e la Capannina Beach. Non è stata una cosa voluta, nel senso che siamo arrivati qua, cioè io ho prenotato a caso, ho guardato dov'era l'hotel, ma non bene, non ho ingrandito la mappa e siamo finiti qua vicino alla Capannina. Però la stanza sembra ben insonorizzata. Vabbè. E adesso abbiamo un problema tecnico con la porta del bagno che non si chiude. No, a parte che per essere un 4 stelle è sporco, cioè la stanza è sporca. Io ho lavorato in 4 stelle e le stanze così non potevano essere, anzi mi richiamavano se per caso lasciavo indietro qualcosa. Qua è pieno di polvere, qua non ho provato a toccare, mi fa schifo, ragazzi, mi fa schifo. Ho ben delle salviettine e quasi quasi pulisco io per farvi vedere, quasi quasi. Comunque la stanza, comunque la stanza è piccolina, è fatta così, c'ha il bagno vista camera, però c'è la tenda, si può togliere, c'è chiudere e riaprire, e il bagnetto, docina, piccolino. Comunque mi sembro Barbieri, ma forse no, comunque è sporco, non si vede, ma è sporco. Vabbè, dai, anche lo specchio non è pulitissimo. Fondi, quelli classici da muro. Vabbè, non ho guardato tanto intorno qua in bagno, comunque. Non ho guardato la doccia com'è. Test, pulizia. C'è qualcosina. Guardate, guarda, occio qui, occio. Ho paura. C'è qualcosina, dai. Pensavo molto peggio, qua sopra. Beccati. Come fai a chiamarlo 4 stelle questo? Dai. Cioè, come si fa a chiamare 4 stelle? Ma, cioè, no, guarda che schifo. Dai, cioè, non è possibile una roba del genere. A parte che il pavimento è lurido, ragazzi. Il pavimento è lurido. Ecco, questo è il bagno. Il bagno vista camera, insomma, che va tanto di moda negli hotel adesso. Comunque c'è la tendina. Guardate. Oh, 25. Chi è che ha messo 25? Ma come si fa? Spegni. È la solita. Ma non funziona. E tu come Off, funziona? vedi, così è off. Così è on. Metti 23, così, no? Così è auto. Low, medio e high. Questo è automatico. Allora lasciamo automatico. Io non lo so, ragazzi. Comunque è semplicissima camera, a posto per le varie robe e niente. Valigie ancora chiuse, stasera si farà. 4 stelle con le tende cucite così? Per dei buchi non è possibile. E altra cosa, cioè, ma queste bisogna lavarle, ragazzi, non si possono lasciare così. No, ma non si può. Bisogna dare una pitturata, no? Ma è l'insetto che era lassù, dov'è? È sparito. L'ha mangiato Franz. TV. Ma questa è fissa, vero? Oddio, aspetta che non cada anche la TV. Ci manca solo quello. Comunque la porta, diciamo, l'ha sistemata il tipo. È riuscito a
sistemarla per adesso, ma per i prossimi ospiti devono metterla a posto, perché magari la sbattono in dentro e esce dalle guide e ciao, e non si può più chiudere la porta del bagno. Quindi c'è la piscina, qua sotto c'è il chiosco. Ah, che belli, quelli là stanno comodissimi sotto i gazebo. E questa è la vista dal corridoio. Dunque, l'insonorizzazione è abbastanza, no? Aspettate, sentite, aprendo la finestra. Non so se si sente la differenza. Finestra aperta, finestra chiusa. Però si sente tutto il boom, 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 quindi insonorizzazione sì, ma fino a un certo punto. Ecco. E questo è quanto. Noi adesso ci andiamo a riposare. Siamo stanchi morti perché chiaramente siamo in piedi da stamattina presto, per cui molto presto in realtà. Quindi è ora di andare a Nanna. Non so che ore siano, saranno quasi le 10. Qua c'è la gente che praticamente va a far festa a quest'ora, tutti i giovani. E noi andiamo a dormire. Siamo stanchi morti, abbiamo anche lavorato, per cui è il caso di andare a Nanna. Comunque è tutto sereno, una stella, 2, 3. Si vedono anche le stelle. Nonostante tutta la luce, si riescono anche a vedere. Vabbè, con questa musica la campanina fa schifo, no, non mi piace. No. Vabbè, domani mattina dovremmo avere il sole qua in Poggiolo. Ah, il terrazzino non vi ho fatto vedere, ma una cosa minuscola praticamente. Cioè minuscolo no in realtà. Tavolino, 2 sedie, così, dal lato verso la capannina e di qua il lato verso Piazza Mazzini, che è esattamente lì. E abbiamo mangiato in un ristorante. Io ho già tolto, mi sono già struccata. Però no, non ci torneremo più sinceramente, no. Io ho mangiato una semplice cotoletta che era tipo un tacchino intero perché era enorme, ma si chiama Big Cotoletta, quindi però era davvero grande, cioè, era una roba enorme, non sono neanche riuscita a finirla. Poi io non sono più abituata a mangiare così tanto. E con le patatine basta. Franz ha dovuto aspettare non so quanto per poter mangiare anche lui il secondo. Siamo stati una vita. Poi avevamo una coppia di tedeschi e lui di fianco, e lui continuava a fissare. Tutta la sera guardava me, tutta la sera ha guardato me. Io non ce la facevo più. Cioè, vi giuro, a un certo punto mi sono messa così. Non ce la facevo più. Vado dentro e vado a lavarmi. Sono stanca morta. E buongiorno, Jesolo. La capannina a mezzanotte ha staccato la musica. Oh Dio, la musica non lo so. Franz ha detto perché io uso i tappi, sicché non me ne rendo conto. Però non è insonorizzata, no, la stanza si sente parecchio. Però vabbè. Piazza Mazzini vuota. Questo minigolf non è ancora aperto, aprirà penso a maggio, giugno sicuramente. Almeno hanno tagliato l'erba, perché l'altra volta era proprio messo male. L'hanno ripulito e hanno tagliato l'erba. Signore in bici, bello. Non c'è sole, però dai, non si sta neanche male. Colazione vista mare, anche se c'è la piscina di mezzo, ma questo è. C'è caldo qua giù, ragazzi, c'è davvero caldo. Adesso mi tolgo la maglia, perché intanto io ho deciso di fare questa colazione un po' particolare. Da anni che non faccio colazione in hotel, ok? Io e i bambini non andiamo d'accordo quando urlano. Cetriolo, fragole e melone. Melone è da una vita che non lo mangio, quindi ci sta.
Vediamo. Non sono neanche freddi di frigo, quindi va bene. La differenza tra il mio piatto e quello di Franz. Con la ciambella che sta già mangiando. Adesso devo andare, ma che vecchia. Vabbè. Adesso vado a farmi il caffè latte, in qualche modo. Ora stavamo discutendo un po' della colazione. La sala è molto bella, spaziosa, molto luminosa. Non ho ripreso perché io mi vergogno anche a stare a riprendere, poi non so neanche se si può. Comunque, niente, siamo appena saliti dalla colazione e allora questo hotel io vorrei trarre delle conclusioni. Secondo me non è male, la posizione è molto centrale perché qui c'è, lo sapete, Piazza Mazzini, è il centro della movida di Jesolo, no? Ma io l'ho scelto a caso, totalmente a caso, non avevo neanche guardato dove si trovasse questo hotel. Poi ieri venendo qui ho visto che si trovava proprio in questa posizione, ma non l'ho fatto apposta, se no non lo avrei scelto. Insomma, traendo le conclusioni di questa colazione, di questo hotel, la colazione buona, c'è una buona offerta, c'è di tutto praticamente. Il caffè non è tanto buono perché è quello di macchinetta, però c'è uno chef che prepara quello che vuoi, insomma, cioè, ti può preparare al momento quello che desideri. E questa cosa è un punto in più. C'è il parcheggio privato custodito con l'omino che ti dice dove parcheggiare, come, quindi benissimo anche quello, perché non è da dar per scontato, perché ci è capitato di dover parcheggiare chissà dove, perché magari l'hotel non aveva il parcheggio attaccato e va bene. E quindi posizione sì, va bene se si vuol far festa. E il resto è molto rumoroso la notte. Io ho dormito tranquillamente perché tanto uso i tappi, lo sapete. Qualcuno non ha dormito granché perché lui non usa i tappi per dormire. Quelli sono la soluzione per dormire, sia a casa che fuori casa. Ma sai che c'è caldo fuori? Sto bollendo. Sembra estate, Ma siamo in aprile? Sembra estate. È la prima volta che veniamo qua in aprile. No, Sì, in aprile è la prima volta. no, siamo già venuti giù una volta. No, aprile no. Una domenica, un sabato. Sì. Ora maggio. In marzo anche, ma in giornata. Sì, in giornata, eravamo già venuti Sì. giù prima che c'era vento. Sì, è capitato che ci fossero giornate belle anche in primavera. No, comunque, ecco, non so, mi sono persa nei discorsi. No, dai, l'hotel, ecco, stavo dicendo, secondo me dipende dalla prenotazione, dalla stanza, dal piano, dipende da tante cose, il fattore come ci si trova in questo hotel. Comunque la pulizia di questa stanza, pessima, questo posso dirlo. Per il resto insonorizzata fino a un certo punto, perché poi la capannina è qua attaccata, sì che poggi la testa sul cuscino, io sentivo la musica, sì, la musica con i tappi, quindi insonorizzata fino a un certo punto. No, probabilmente dall'altra parte, l'altra ala è diversa, è più silenziosa, perché dall'altra parte. Sì, ma c'è la discoteca alla via, c'è la discoteca anche sopra. Sì, quella della stanza di sopra che faceva casino, sì che... Vabbè, dai, niente, mi lavo i denti anch'io e inizio a preparare perché c'ho roba ovunque. Perché dobbiamo lasciare la stanza. E ora, sono praticamente le 10. E sto morendo di caldo. In caso mi cambio dopo. Mi cambio dopo i pantaloni, vedo dopo cosa mettere, ma fa caldo. Boh. Ci risentiamo dopo e probabilmente andremo a portare la macchina al parcheggio di Piazza Brescia, quello là dietro, se ci sarà posto. Beh, a quest'ora forse sì. Sì, a quest'ora forse sì. Perché sono la via agli Aquiloni. Ieri sera poi non siamo riusciti ad andare. Eravamo ancora a cena quando iniziava lo spettacolo degli Aquiloni illuminati, eccetera. Niente, siamo venuti qua. E a parte che eravamo distrutti da tutta la giornata, sì che niente.
Andremo oggi a vederli con la luce e siccome sono la via sposteremo la macchina fino alla via. Ecco, basta. La prossima volta devo guardare dove si trova l'hotel. Davvero. Ma è stata una roba improvvisata.